dicembre 2014, benvenuti al Circolo Sport City per la partita tra M Servizi Gianicolo e Roma Calcio 8. Carla probabilmente la toccherà solamente, Quinquinio è molto vicina alla barriera, ecco il tiro che passa, Proietti in qualche modo, la sfera resta lì ed è il vantaggio della Roma Calcio 8 GSA, targato Simone Guadagno. Assolutamente la palla è viscida anche perché il campo è particolarmente bagnato. Qui prova a passare Maschietti, riesce ancora a dare a Ciccolini che allarga sulla sinistra, si distende la Roma, il tiro deviato e ancora in gol la Roma GSA con Feola, incredibile, 2-0. La lancia il più lontano possibile Gabriele e lì c'è Succi, attenzione che Succi ha qualcosa da ridire al difensore avversario che a sua volta gli stava dicendo qualcosa. Arriva il giallo proprio per Succi e giallo anche per Gimelli. Non può proprio arrivare, mentre siamo al 13° minuto l'M Servizi Gianicolo prova ad orchestrare un primo buon attacco, ecco Severini che dà Pascucci e la riapre proprio lui. Difficile, l'88 riesce a tenerla, poi va in confusione però, attenzione Feola, col piazzato, errore difensivo pazzesco dell'M Servizi Gianicolo e il gol del numero 9, 3-1. Un periodo nero questo per loro che erano partiti tanto bene. Attenzione, va Severini col destro, prende l'angolino basso, si riaccende il match dopo 10 secondi dall'inizio del secondo tempo. Sono in difficoltà adesso, palla a Regis, ancora Severini col piazzato alto di poco. Siamo però dall'altra parte in cronaca perché la Roma ci prova con Succi che riesce a passare, messo giù Succi, calcio di punizione, attenzione perché potrebbe arrivare, arriva il secondo giallo e quindi espulsione per Gimelli. E arriva quindi anche il cartellino rosso per Regis che ha proprio detto all'arbitro: continua a bestemmiarti in faccia finché non mi cacci fuori. Quantomeno pareggiare il match. Lancio lungo, Proietti la tiene, molte grida ed ecco che arriva un altro rosso, questa volta se non sbaglio per Pascucci. Questa è una partita che sicuramente può pesare molto per l'M Servizi Gianicolo, può pesare molto anche per la Roma che si rilancia incredibilmente, palla per Sestini che con il mancino la chiude. Particolarmente innervosito adesso Sestili invece con il 10. Che giocate Sestili, veramente ancora avanti. Feola per la tripletta, hat-trick del numero 9. È veramente difficoltà, sì. Saranno probabilmente 60 secondi di melina, l'arbitro fischia con un discreto anticipo, termina così quindi 5-2 per la Roma Calcio 8 GSA sull'M Servizi Gianicolo. Dovevamo fare punti e siamo partiti quadrati, concentrati e l'atteggiamento giusto da qualche partita a questa parte, abbiamo fatto il risultato che volevamo. L'atteggiamento è quello giusto e abbiamo fatto gruppo con i nuovi, che era importante, e ora siamo quadrati e ci divertiamo quando giochiamo, quello è fondamentale. Dopo la scorsa settimana in cui penso che tutti, almeno quelli che hanno accesso al sito della Lega Calcio 8, hanno visto un rigore con doppio fallo di mano ed espulsione annessa non concesso alla M Servizi, per cui addirittura sono stato chiamato dal direttore di gara per chiedermi scusa. In settimana, la settimana dopo mi trovo non un incapace in campo ma due incapaci in campo, prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, incapace non credo che sia un insulto, no, sono incapaci di arbitrare. La partita sinceramente rimane difficile da commentare, ho detto una volta il regolamento metteva il quarto uomo che era inutile anche lì, oggi mettiamo due inutili in campo.